Le liste d'attesa in Veneto si riducono, azzerate quelle delle prestazioni a 10 giorni, ridotte dell'87%, quelle a 30 giorni e del 77%, quelle a 90 giorni nel 2024 rispetto all'anno precedente. Un risultato possibile grazie ad un investimento l'anno scorso di 49 milioni di euro, ma anche attraverso una ottimizzazione del sistema tramite una cabina di regia per la specialistica ambulatoriale, ma resta il problema della mancanza di medici. I concorsi la Regione Veneto li indice, ma i medici non si trovano. Su 814 posti messi a bando, ad esempio, ci sono stati solo 197 vincitori. Sicuramente modelli organizzativi nuovi, grandi nostri operatori medici, infermieri e OS che hanno lavorato duramente, c'è un più 5% della produzione, delle 80 milioni di prestazioni all'anno. E dico anche che però resta il grande problema che mancano i medici, 50.000 medici in meno in Italia, dei quali 3.500 da noi. Abbiamo fatto 212 concorsi, praticamente un concorso ogni 3 giorni, ma non riusciamo a assumere. Quanto la riforma del rapporto dei medici di medicina generale, che potrebbero diventare appunto dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e quindi della Regione, può dare una mano a questo problema della carenza? Ma guardi, diciamo fino in fondo che non è una battaglia contro i medici di base, che sono una colonna portante. Abbiamo semplicemente proposto di poter eventualmente assumere i nuovi medici e non avere un contratto, diciamo, libero professionale come accade oggi, e i quali potrebbero essere dedicati ad esempio a zone, diciamo, marginali dove si fa fatica a trovare qualcuno che ci vada in libera professione. Tutto qua, a me sembra una roba di buon senso. Ci sono alcune specializzazioni, pronto soccorso, quindi emergenza-urgenza, anestesia, rianimazione, ortopedia, psichiatria, geriatria, anche se parliamo di anziani, che noi vediamo, microbiologia, che non hanno numeri, quindi il problema rimarrà su queste. Su altre invece vediamo che abbiamo il 100%, però abbiamo il 100% che non risolverà il problema, diciamo così, insomma, nazionale, e il problema quindi pubblico, perché è chiaro che abbiamo il 100% rispetto oculistica o dermatologia, ma sappiamo che poi molti intraprendono la carriera del libero professionista. Durante la consueta conferenza stampa del dopo giunta, oltre a riguardare le vittime delle foibe, per lo più venete, Zai è intervenuto sull'istituzione delle zone rosse nelle città, necessarie per la fase acuta, ha detto, ma ancora più necessarie sono leggi più punitive per le baby gang, che non sono espressione di disagio giovanile, ma azioni di criminali in erba. Stesso dicasi per chi ruba, truffa e rapina. Io non sono un esperto, però da cittadino dico che se tu delinqui devi essere punito. Se torni ancora sul marciapiede a rompermi le palle vuol dire che sei stato punito poco, quindi bisogna aumentare la dose. Se ti ritrovo ancora di più. La verità è che in questo paese, quando si vedono questi fatti, soprattutto del baby gang, l'unica roba che si sa dire è che c'è disagio giovanile. Io invece non conosco un popolo di ragazzi per bene che non sono assolutamente disagiati o disadattati. La verità è che ce ne sono pochi che hanno questo problema e il problema va risolto alla base.